Come architetto è stato un grandissimo onore poter operare nel restauro di un'opera così complessa e importante, non solo dal punto di vista storico-artistico, ma soprattutto perché restaurare questa facciata ha significato portare a compimento un'opera iniziata molto tempo fa, quando ancora non ero nata, con il restauro di mio padre dopo il bombardamento, ed è stato realizzare il sogno di una vita. Il cantiere non è stato facile. La facciata principale di pietra di Vicenza presentava spesse croste nere. In seguito al lavaggio a bassa pressione, al consolidamento degli intonaci e dei frammenti lapidei dei coesi, sono state fatte le prime prove per decidere il grado di pulitura. Insieme alla soprintendenza abbiamo deciso di pulire la superficie lapidea mediante impacchi di polpa di cellulosa e carbonato d'ammonio in soluzione satura. Questo ci ha permesso di ottenere buoni risultati in alcuni punti, ma in altri purtroppo lo strato di crosta nera era così spesso che sembrava irremovibile. Dopo la prima pulitura ci siamo trovati ad avere una facciata molto scompensata dal punto di vista cromatico. Pulendo infatti sono emerse pietre accostate di colore differente, croste di cemento e zone ancora molto nere, poi zone brune dovute agli ossalati di calcio. Quindi abbiamo provato nuove tecniche di pulitura. Abbiamo usato per esempio le resine a scambio ionico che hanno dato ottimi risultati, soprattutto nella parte superiore, nel cornicione. E poi per rifinire alcuni punti dei capitelli in cui era difficile raggiungere lo sporco manualmente, una microsabbiatura con ossido di alluminio. Questo procedere a passi lenti, insistendo solo dove era necessario, ci ha portato ad un risultato finale molto naturale e ad un colore morbido ed equilibrato. Gli intonaci invece, ricordiamo che la facciata presenta ancora gli intonaci originali, sono stati semplicemente lavati, consolidati e velati con pittura a calce nelle sole stuccature. Oltre alle difficoltà però ci sono state grandi emozioni, per esempio lo scoprire la presenza di una finitura pittorica color ocra nei capitelli, confermata dall'analisi chimico-stratigrafica, oppure trovare le scritte dello scultore Giordani che firma l'intervento di ricostruzione delle due grandi statue per conto di mio padre, piccole cose che mi commuovono. Come mi commuove pensare a lui, con quell'immensa passione per Palladio, innamorato com'era dell'architettura, sempre con la sua copia dei 4 libri sotto braccio, alle prese con un restauro così complesso.